noi non le abbiamo modificate perché le nostre utenze domestiche sono praticamente le più basse di tutto il territorio di Asolo. Non so se c'è un comune che ha le utenze domestiche più basse delle nostre, proprio perché si è scelto politicamente di caricare su di più le utenze non domestiche che sono piuttosto che le riserve, e solo qui noi possiamo si sa, ci sono delle disparità. È evidente che un locale che ha le stesse dimensioni e fa la stessa surface al più storico, è sicuramente più convinto di un paese. Ma queste storture comunque dicono dalla volontà dell'amministrazione comunale derivano dall'amministrazione comunale della forma, dalla resto che prevede per la parte costi fissi, la valorizzazione della superficie sulla quale si interviene. È chiaro che tutti vorremmo arrivare a un sistema dove ognuno paga per quello che produce, però è una cosa abbastanza utopistica. La prima cosa che fa uno che deve pagare per quanto conferisce, prende quello che deve conferire che produce in un canale dove capita la niente. Questo si va verso un'innovazione, quello che stiamo facendo. Nel 2014 avevamo una TARI che non stava a 7 milioni di euro. Pur avendo un regresso da saltare circa 600.000 euro, ci dovremmo comprare, perché per pensare che seguire altri figli, quindi non ha ancora effetto questo porta a porta perché abbiamo cominciato queste sono sicuramente uguali. Nella riduzione proprio, nella riduzione della parte verde e della parte del secolo non risicato. E quindi, aumentando la differenziata più possibile, si hanno dei concreti ritorni anche dal punto di vista economico, oltre che a una razionalizzazione dei passaggi di raccolta. Questo comporta. Chi ha cominciato in questi giorni a fare la raccolta porta a porta si sta rendendo conto che in effetti non è così grande, anzi forse parlo della parte di ponente, perché gran parte del territorio comunale è già servito da questo servizio. Io spero l'anno prossimo di attivare soprattutto sulla parte di abbiamo fatto solo il ponente perché sono già 4.000 famiglie circa, quindi sono 4.000 persone, è già grande lo sforzo che stiamo facendo e non abbiamo potuto con l'ASO fare questo mezzo sul territorio. Comunque, a parte qualche incivile, io non è vero che sono finito il tanto carta, io ho fiducia che nel giro di qualche settimana la cosa possa veramente portarsi fuori da quella maglia nera che ovviamente comunicavo che viene perché livello proprio a livello di regione, non a livello di ASO, a livello di regione siamo fatto. Proprio perché ci sono delle difficoltà oggettive. Siamo un paese di 7.000 abitanti, centro storico, durante l'inverno e più di 70.000 quanti siamo durante l'estate, porta alle comunicazioni, non da poco, non è facile. Però insomma, ci stiamo lavorando molto e abbiamo una grande situazione di ASO che si sta impegnando molto e dovremmo in questo modo, poi ci sarà anche un altro passaggio, spero che tra qualche anno insomma, il livello di civiltà che raggiungeremo si prevederà anche di eventualmente applicare una legislazione diversa, però siamo ancora abbastanza lontani. Grazie Vice Sindaco, ci sono altri interventi? Capogruppo mio. Grazie Vice Sindaco per la risposta che ci ha fornito. Mi ero dimenticato un'ulteriore domanda su cui vorrei che potessimo avere qualche delucidazione. È chiaro che gli aggracci ai costi che dobbiamo sostenere sono dei costi che sono viziati anche in larga misura per la pulizia delle spiagge. No? So che questo è un tema che è stato già trattato più volte e di tutta evidenza ci sono alcune realtà, perché oggi parliamo della Russia, ci sono alcune realtà in cui l'amministrazione di Carlo si sovraccarica dei costi dove non si comprende
un aggiornamento se era possibile sul punto, appunto, sì, sul punto del rifiuto da spiaggiato e sulla questione se avete interrogato qualche percorso per riuscire un pochino a riportare un po', diciamo, di riequilibrio su questa che ci appare un po' una struttura. Grazie Capogruppo Biondo, del Ponte Vice Sindaco. Sì, anche questo è un tema che io stesso quando ero all'opposizione avevo sollevato, perché è un tema che sta a tutti. Sostanzialmente noi ci troviamo al piano terra del condominio dove tutti quanti, sostanzialmente quando piove, si caricano le loro cose. Noi come territorio comunale è sicuro che non scarichiamo neanche una foglia, non cade niente, no, tutto quello che c'è nelle spiagge o sono altri che si stanno per fronte al mare oppure sono quello che arriva giù dentro la scatola, eccetera. E questo problema, perché ci dobbiamo accollare noi il costo è stato sollevato anche a livello nazionale. Se non sbaglio, qualche anno fa addirittura ci fu una componente di maggioranza della regione che propose un aumento di quale tassa di 50 centesimi a Veneto, persona Veneto, all'abitante del residente del Veneto. Questa proposta fu che avrebbe fruttato quei 2 milioni e mezzo, che sono una cifra che tutto il litorale possono spendere ogni anno per viaggiato. Questa proposta fu bocciata per 2 voti, che se non mi ricordo male erano anche questi, però non si scrive adesso quella volta che ricordo per non c'entra niente, avevo solo che la cosa è sentita. Io avevo avuto una volta Chioggia a sottoscrivere il patto dei sindaci del litorale e il lavoro che faranno il partito per i vari 9 comuni che partecipano alla conferenza dei sindaci del litorale prevede anche che un tavolo sia dedicato allo spiaggiato. Quindi ci sarà una conferenza dei sindaci del Veneto, adesso non mi ricordo chi sia il comune che segue l'ufficio tecnico il quale uno segue questa faccenda, però ci sono già molti contatti a livello regionale, speriamo che la cosa porti a un qualche risultato finalmente, perché parliamo di 350-400 mila euro all'anno di rifiuti spiazzati che però c'è molta attenzione su questo tema. Dico anche che per esempio il comune di Chioggia con una spiaggia sottomarina è estremamente penalizzato molto più di noi, perché si trova a recuperare lo spiaggiato del 40 piuttosto che di altri fiumi grossi che scaricano nei pressi e quindi c'è una volontà insomma, abbastanza ferma da parte di tutti di venire a una nuova soluzione del problema. E quindi assolutamente portare a casa soldi per pagarci quelle spese lì. Anche questo costituirà una diminuzione totale. Grazie, Vice Sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Signor Sindaco? Sì, solo per integrare quanto detto il Vice Sindaco, che nell'ambito delle riunioni dei sindaci della prossima conferenza sindaci elettorale il tema si discute quasi sempre quello dello spiaggiato, che ovviamente riguarda tutte le amministrazioni costiere della Camera marinile e ha prodotto in difetto di normativa che oggi consente di fare quello che si dovrebbe fare, cioè passare anche ai comuni dell'entroterra, quelli con Tonino Lungo, i fiumi, che sono quelli che in maniera devastante contribuiscono per realizzare magari lo spiaggiato. In difetto di questa normativa, i sindaci della costa hanno inviato comunque più di una volta lettere al Ministero e più di una volta lettere alla Regione del Veneto per chiedere interventi legislativi in materia, in maniera tale da poter quantomeno venire in aiuto all'amministrazione, perché poi il spiaggiato nella componente caro incide in maniera molto importante, ma per caro come per Bibione e altro. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Mettiamo i voti favorevoli. Voti
Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno, programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016, approvazione del programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2018 ed elenco biennale fornito dei servizi 2018-2019. Do la parola al vice sindaco commissario. Ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016 è necessario predisporre ed approvare il programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso relativamente alle modalità e agli schemi tipo per la redazione del suddetto programma triennale pari di riferimento del decreto ministeriale del 24 ottobre 2014. In coerenza alla riorganizzazione dell'ente disposta con una deliberazione giunta comunale del 12 del 29/9/2016, il dirigente del settore tecnico in data 3 mesi del 2017 richiedeva ai diversi settori di conoscere le rispettive esigenze del merito al fine della predisposizione degli schemi per il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti. A seguito delle necessità manifestate con deliberazione di giunta comunale numero 147 del 16/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, previa predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, dell'elenco annuale dell'esercizio finanziario 2018 del programma biennale per fornitura dei servizi 2018-2019, il richiamato programma veniva approvato e veniva disposta la pubblicazione per un periodo di 30 giorni naturali consecutivi uniforme e pubblicità aggiuntiva. Attesa la predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2018, le modalità pubblicistiche correlate all'approvazione della strumenti normativa, danno le definizioni di stazioni appaltanti, stante anche quanto indicato al punto 3 del dispositivo della deliberazione di giunta comunale numero 247 del 2017 chiamata, si rende necessario provvedere all'approvazione del decreto. Il Consiglio Comunale ha chiamato i provvedimenti da assunti, in specie la deliberazione di giunta comunale numero 247 del 2017, nonché le disposizioni legislative e modalità operative inerenti al programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 2016, specificatamente riguardanti il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, l'elenco annuale del esercizio finanziario 2018, il programma biennale per fornitura dei servizi 2018-2019, visti gli schemi correlati alla programmazione delle stazioni appaltanti, specificamente relative alla linguistica da utilizzare, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consiliare in data 12 del 2 del 2018, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, di approvare quanto esposto in premessa in esito alle disposizioni normative vigenti in materia, l'articolo 21,1 del decreto legislativo numero 50 del 2016, il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, specificatamente costituito dal programma triennale dei lavori pubblici anni 2018-2019-2020, l'elenco annuale dei lavori per l'esercizio finanziario 2018 e il programma biennale per il servizio 2018-2019. Tali schemi, che sono allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Dispone che il presente provvedimento e gli allegati ad esso collegati vengono pubblicati per un periodo di 30 giorni naturali consecutivi in ordine all'uso di forme di pubblicità aggiuntive consentite dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2014. Grazie vice sindaco. Ci sono interventi? Capogruppo Biondo. Grazie Presidente. Da un lato fa piacere osservare, diciamo, nel triennale che una delle proposte prese in considerazione, insomma, mi piace poterlo dire, era stata presentata dalla nostra consigliera, presidente del nostro gruppo, consigliera De Lazzari, e quindi fa piacere vedere che in qualche modo poi si è tenuto conto anche di questo di quell'osservazione, diciamo, di quella presentazione all'epoca, con distanza. Ecco, una cosa che volevo chiedere è se nel 1.050.000
manutenzione, appunto per la ristrutturazione dello stadio, si prevedono degli interventi che oltre alla ristrutturazione, manutenzione, diciamo, rimessa in ordine del circuito proprio dove si fanno le gare di atletica, sono previste anche delle opere che dovranno permettere in futuro di poter usufruire di questo immobile proprio per le cose di cui parlava prima il sindaco, quindi cercare di cominciare a proseguire una serie di azioni di messa in sicurezza e di regolarizzazione normativa tali che si possa un giorno poter utilizzare questa struttura anche per grandi eventi di cui si parlava prima. Grazie. Grazie, risponde l'assessore Romato. Grazie Presidente. Sì, allora, gli interventi allo stadio sono di 3 tipi. La previsione è quella di farlo entro la fine del mandato, quindi con 3 stralci. Il primo stralcio, che è quello più grosso, è il lavoro di riqualificazione dell'impianto sportivo di atletica leggera, dove in previsione, così mi allaccio un attimo uno degli eventi grossi della Mosliera Ferraro, in merito ai campionati europei master di atletica leggera che abbiamo nel 2019. Quindi qui abbiamo il rifacimento completo della pista, l'allargamento della zona stadio, il rifacimento di due zone per il riscaldamento di circa 80 metri che vengono fuori dalle aree attualmente in gestione dei campi da tennis, dove verranno smembrati. In questa prima parte ci sarà anche la riqualificazione di tutti gli spogliatoi di tutta la zona della tribuna sottostante, mentre nella seconda riqualificazione ci sarà il rifacimento della zona stadio secondaria, quindi il campo più piccolo verrà riqualificato con un intervento in sintetico. Probabilmente ci sarà anche la sistemazione di una nuova tribuna piccola per così dare la possibilità anche a chi guarda le manifestazioni di avere un punto dove sedersi. Il terzo intervento è quello della riqualificazione dell'attuale casa del custode, dove lì verrà adibita a una zona spogliatoi e a una zona per le sedi di alcune società sportive, tra cui quella del tennis, con annesso campo da tennis nell'attuale vecchio prato o chiamiamolo giardino della casa del custode. Questi sono i 3 interventi di qualificazione completa dell'impianto. Ci sarà anche una nuova licenzione, ci sarà nel primo stralcio comunque un intervento molto radicale per portare le corsie da 6 a 8 e dare la possibilità alla manifestazione internazionale di avere tutte le caratteristiche in regola. Per riallacciarmi all'ultima considerazione, il problema dello stadio, sì, ovviamente con questa riqualificazione il problema principale è quello che allora, innanzitutto per 40 anni non si è messo mani e quindi troviamo una situazione veramente disastrosa di tutti gli impianti sportivi, soprattutto dello stadio. Però il problema principale è che è situato in una zona dove c'è un'unica via di fuga. D'altra parte abbiamo il parco del pescatore e quindi per tutti gli eventi di grandissimo livello dove la sicurezza è il primo posto, non ci danno le autorizzazioni per poter svolgere determinate attività come un concerto, come altro, quindi bisognerà fare degli interventi per avere delle vie di fuga diverse rispetto a quelle che ci sono attualmente. Grazie, assessore Donato. Interventi? Capogruppo Ferraro, lei la parola. Grazie. Vedo che per l'anno 2018 sono messi come importo 143.442,62 euro per servizi informatici. Devo avere alcune delucidazioni in merito, grazie. E chiedo l'intervento del dirigente dottor Corroca. Questa voce è compresa nel piano delle acquisizioni
disposizioni. Si tratta di una gara per acquisto di servizi informatici della durata di almeno 5 anni. Sì, i servizi praticamente dell'intero software che deve gestire tutti i servizi comunali in forma integrata, che non dovrebbe più risiedere su server fisici esistenti presso la sede comunale, ma direttamente in rete, collegamenti in rete, anche da remoto, con qualsiasi tipo di dispositivo. Grazie al nostro gruppo. Ci sono altri interventi? Vice Sindaco Roncovici. Sì, solo per integrare un attimo credo che il gruppo di Nordo si riferisse alla rotatoria di Porto San Margherita. Questa amministrazione, pensare all'esperienza precedente, si è impegnata in sicurezza per tutte le rotatorie del territorio primario. Abbiamo cominciato nel percorso rotatoria di corso utilizzato con una via territoriale alla fine del mandato precedente. Sono state sistemate le altre 2 rotatorie senza opere quella per la rotatoria di Piazza Veneto, piuttosto che la rotatoria di Ponte Europa, il stadio di Banca Centrale, e questa era una delle rotatorie che appena si è venuta l'opportunità di inserirla in un piano, deriva dal fatto, la decisione del piano che è previsto un lavoro di messa in sicurezza, previsto il piano delle acque, della zona di Porto San Margherita, cosa che si considererà praticamente a distruggere l'attuale rotatoria per poter passare con le operazioni. E quindi abbiamo preso una palla al balzo e metteremo in sicurezza quella rotatoria che ha quella stranissima aspetto sulla riuscita di via dei Greci, deve utilizzare sulla strada provinciale e tornare dentro in corso Venezia. Questa è una, vuol dire, fa parte del programma amministrativo di questa amministrazione. Sarà alla fine, e io spero ovviamente di riuscire, sarà molto più costosa, sistemare la rotatoria di Largo e Belli, l'entrata al paese, che è concepita in modo autobloccante e praticamente uno blocca l'altro. Sappiamo benissimo che a salvo nessuno se non a costo di alcuni vigili che si tentano. Quella è l'ultima delle rotatorie perché è la più costosa, ma speriamo di riuscire, insomma, abbiamo una previsione di circa 800.000 euro di costi e quindi è abbastanza impegnativo. Speriamo di riuscire a metterla a comunque il tutto rientra in una volontà specifica, adesso faremo anche una rotatoria un po' contestata, ma è sicuro che è necessaria perché appunto è critico in via Sansolessa all'incrocio con via di Cotelba e via Tussi, perché ci sono delle criticità che è meglio prevedere piuttosto che poi trovarsi con gli incidenti che purtroppo succedono. Questa per dire era giusta l'osservazione, ma l'abbiamo messa nel programma di lavori di consiglio e appena abbiamo avuto l'occasione. Grazie Vice Sindaco. Consigliere Viterbo. Grazie Presidente. Una domanda al Vice Sindaco, solo per capire. A me ho visto l'opera triennale che quindi contento perché ci sono alcune cose che avevamo contemplato anche noi, insomma, l'opera un giudizio politico, quindi sindacale da questo punto di vista. Mi domando però se non fosse stato utile, visto anche l'esaminamento della tassa del soggiorno, di contemplare un inizio lavori della fila del teatro, della fila, farlo diventare quel punto di finire quell'opera che è stata iniziata anni fa, che insomma, anche questa Stralci o un'opera, insomma, che Project Panassi, non lo so, ma deve essere immaginabile, è stato interessante vederla, insomma, contemplare. Non so se ce l'avete in testa questa cosa, ma così, e se sì, come immaginate risolverla. Sulla questione, mi permette di fare un inciso, sulla questione che lei ha citato per ultimo, sul collaboratore di Gold Silver, di fronte a Granita,
la misura anche stretti che adesso non sono andato a vedere sicuramente c'è e tutti quanti vanno a 50 all'ora, cioè questo era, perché andando veramente a velocità ridotta, come ultimamente faccio spesso, ti accorgi che è relativamente a velocità ridotta è pericoloso. Viceversa, se uno sfreccia, allora sì, quello lì è un angolo un po' strano. Non so se avete pensato anche all'eventuale autovelox al posto di quella rotonda che costa 55.000 euro, costa solo 1.000 euro. Grazie, consigliere Terno. Mi ha raccontato. Sì, allora non credo che le risorse che arrivano dalla tassa di soggiorno siano sconsigliate, si possono fare da per quanto riguarda la storia di Via Colossetti, effettivamente ci abbiamo pensato prima di decidere, avevamo una segnalazione iniziale di Via Colossetti ed oggettivamente la visibilità, pur essendo stato messo uno specchio, si tratta di un rettilineo che induce alla velocità, quindi anche l'autovelox si induce a rallentare, ma non sempre. Dobbiamo pensare anche a che sono i soprattutto abbiamo preferito, abbiamo deciso di fare quella cosa perché sembrava che potesse essere utile anche la zona è molto popolata, la zona è molto intensa, molto frequentata, i segnali sono arrivati da quello ufficiale, abbiamo verificato la cosa, effettivamente c'è sempre un po' di rischio, c'è stato anche un incidente, per cui abbiamo ritenuto di poter fare questa è la nostra scelta. Grazie, vice sindaco, Capo Verano, mi ha raccontato. Grazie. L'assessore approfitto di questo momento per chiederle se ci sono novità e qual è la situazione di strada San Giorgio. So che non rientra nella pianificazione perché sotto i 100.000 euro, però volevo sapere a che punto è la strada San Giorgio e anche la strada del lago. Grazie. Per quanto riguarda Via San Giorgio, i fondi ci sono, stiamo prendendo la progettazione, la cosa va avanti con il suo iter, c'è il problema, l'ha fatta sicuramente. Non rispondo a cui mi ha comunicato il periodo della profile, è chiaro che noi discutiamo dentro tutto quello che capita, no? A tutti i livelli, finanziamenti che chiediamo continuamente al PEGA, dove sono i fondi europei, quelli regionali, ci sappiamo dentro tutto, però si capisce che dobbiamo aspettare il momento buono, ogni tanto sembra che sia una volta buona per poi si a leggere tra le righe se l'opera non può rientrare nella per esempio recentemente c'è una finanziaria che prevede il finanziamento dei messi in sicurezza degli edifici scolastici, allora deve stare lì anche un po' per animato, deve essere poi far passare con l'edificio scolastico, questo stiamo attendendo, abbiamo presentato i progetti per il completamento del lavoro che costerà su 3 milioni di euro. Aspettiamo insomma se ci sarà qualche bando europeo, qualche bando completato. Grazie, vice sindaco, ci sono altri interventi sui sindaco, mi ha raccontato. Sì, grazie. Volevo solo aggiungere una cosa alla questione del teatro, perché è una cosa che sta tanto a cuore che a me il teatro, essendo stato nel programma amministrativo. E abbiamo partecipato tante volte a bandi di varia natura, ci siamo arrivati perché prima arrivava a Torino, Parma e altri, insomma non avevamo avuto possibilità di accedere a quei fondi perché o si va tramite i fondi europei o si va tramite i fondi dello Stato, non è che ci siano soluzioni diverse. Io però confermo che è possibile pescare dall'imposta di soggiorno perché comunque seppur prima la Bafile era proprietà della Cavour Patrimonio e quindi era opinabile, si comunicava, poteva accedere
anche i bandi europei, insomma, con l'intestazione alla partecipata anziché l'entro caso, è una cosa che conosciamo già bene. Oggi sicuramente il problema è risolto perché la famiglia deve poter comunicare dopo i recenti atti di cessione e di liquidazione della causa del patrimonio. Mi piacerebbe proporre alla DMO, però ci vuole un po' anche la condivisione, perché sono delle cifre importanti, che un'annualità della tassa di soggiorno sia dedicata in buona parte. Stiamo parlando di cifre che vanno minimali dal 1.800.000 a una cifra che in 3 milioni, una bella cosa, ecco, non solo un teatro, ma comunque un centro culturale che sia teatro, sia cinema, sia sala congressuale, anche per approfondire il turismo congressuale che non mi manca, perché qui stiamo in 120 e dopodiché andare in sala zona per avere un po' di più, che non abbiamo più cui 300 o 150 posti che consentirebbero di fare un turismo congressuale, quello sarebbe l'ambito idoneo. Però sappiamo perché io sono entrato lì dentro, stiamo parlando di un edificio che è rimasto allo stato grezzo e non allo grezzo avanzato, perché dentro non c'erano neanche le canalline, per dire, c'è un ritescono, quindi quello è lo stato dell'arte. Piacerebbe poi, sono anche dalla dire, no, perché lì, anche se potrebbe essere in alternativa ai bandi spalmati in qualche modalità di intervento pubblico, vedremo, è una cosa che mi piacerebbe fare. Grazie signor Sindaco, ci sono altri interventi. Nessuno, mettiamo ai voti. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Quindi votiamo la immediata eseguibilità. Voti favorevoli. Voti astenuti. Voti contrari. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno. Approvazione e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018-2020 e bilancio di previsione 2018-2020. Do la parola all'assessore Barbaro. Visto l'articolo 151,1 del decreto legislativo 17 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine in cui gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione finanziaria riferito al periodo triennale, visto il decreto ministeriale interno del 29 novembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 285 del 6 dicembre 2017, ai sensi del quale è differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del collegato bilancio di previsione. Visto l'articolo 174,1 del decreto legislativo 27/2000, secondo il quale gli schemi del bilancio e del documento unico di programmazione sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente alla documentazione complementare. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 25 gennaio 2018, con cui sono state approvate la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione e gli schemi di bilancio di previsione 2018-2020. Visto l'articolo 11,3 del decreto legislativo 118/2011 relativo alla documentazione complementare del bilancio di previsione e dato atto che sono presenti nell'ambito del regato numero 3 alla presente deliberazione, il prospetto esplicativo del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017, il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, il prospetto concernente la composizione del fondo di credito di pubblicità e esigibilità, il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, sempre vista la valutazione di un nuovo debito, il prospetto relativo alle spese finanziarie tramite contributi e trasferimenti comunitari, il prospetto relativo alle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate della Regione. Dato atto che la nota negativa di cui al punto G del comma ultimo richiamato costituisce il reato numero 4, dato atto per quanto riguarda la risorsa documento supplementare prevista dall'articolo 172 del decreto legislativo 17/2000 che l'elenco degli indennizzi del gruppo amministrazione pubblica facente riferimento al
comune di Cavoli, la tabella di sconto dei parametri di necessità riferita all'esercizio 2016-30 il prospetto relativo al rispetto dei vincoli di finanza pubblica tale sono contenuti dall'allegato numero 5 della presente deliberazione. Non risultano beni immobili da destinarsi quindi di quelle 762, 86571 e 45778 da cedersi in proprietà o in limite di superficie, oltre a quelli compresi in piani già approvati dai palazzi. Per quanto riguarda le aliquote imposte alle tasse di tutela lettera C, le aliquote minime sono state confermate con deliberazione consigliare in data odierna. L'alteramento della tasse è stata confermata con deliberazione consigliare in data odierna. Le tariffe della tali del 2018 sono state approvate con deliberazione consigliare in data odierna. L'aliquota a fine della comunale IFE è stata approvata con deliberazione consigliare numero 3 in data 27 marzo 2008 e viene confermata nel 2018. Le tariffe relative ai costi soggiorno sono state aggiornate con deliberazione di giustizia comunale numero 270 del 07 dicembre